Si è insediato oggi il nuovo capo di gabinetto della Questura di Agrigento. Si tratta del vicequestore della Polizia di Stato, dottor Antonio Squillaci, del 1974, originario della provincia di Messina. Da tempo residente a Palermo, dove negli ultimi 2 anni ha rivestito l'incarico di dirigente del commissariato sezionale Libertà. Laureato in giurisprudenza presso l'Università di Messina, è sposato e padre di una bambina. Il dottore Squillaci è nei ruoli della Polizia di Stato sin dal 2000 e dopo una breve esperienza nei ruoli degli agenti e degli ispettori rispettivamente al reparto mobile di Palermo e alla squadra mobile della Questura di Reggio Calabria, dal dicembre del 2005 ha frequentato il 96esimo corso di formazione per commissari della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Roma. Dal 2008 ha ricoperto anche svariati incarichi, come il dirigente del commissariato di pubblica sicurezza di Castellammare del Golfo in provincia di Trapani, dirigente della Digos della Questura di Trapani, dirigente del commissariato di Alcamo e Mazzara del Vallo, dove nell'espletamento degli incarichi ha condotto importantissime indagini che hanno portato all'arresto e alla condanna di gruppi malavitosi responsabili di reati in materia di sostanze stupefacenti ed estorsioni. Inoltre ha contribuito anche alla gestione di numerose vertenze legate a problematiche occupazionali, ha concorso a delicate indagini relative alla morte di un bambino di soli 5 anni, in relazione alle quali è stata arrestata e successivamente condannata per omicidio la madre, ha curato scrupolose indagini che hanno portato all'arresto e alla successiva condanna di un pericoloso gruppo di soggetti responsabili di rapina a mano armata ai danni di banche e gioielleria. Stamani la presentazione in questura di Agrigento con il questore Rosa Maria Raci. È una sfida professionale molto stimolante, per me è una prova di maturità dal punto di vista professionale, perché giunge a coronamento di un percorso di carriera abbastanza articolato, che mi ha portato a cimentarmi in uffici anche molto diversi fra di loro, e oggi mi piace pensare che questo sarà appunto una prova di maturità nell'assemblare tutte le esperienze fatte in tutti questi settori e completarle attraverso l'esperienza di Agrigento, che con le sue peculiarità, specie in materia di immigrazione, inevitabilmente mi obbligherà ad aggiornarmi e a completare il mio bagaglio di cultura professionale. Ed è stato in corso, sarà proprio questa la prima emergenza da affrontare? Sicuramente sì, bisogna entrare subito, salire sull'auto in corsa, ma questo assolutamente non è un problema, anzi è parte integrante della bellezza di questo incarico che mi onoro di iniziare a intraprendere. Lei non arriva qui per caso, ma è stato scelto proprio dal questore, per il suo curriculum? Sì, anche questo per me è motivo di grande orgoglio, perché è in un momento di carriera in cui effettivamente avvertivo il desiderio di cimentarmi in una nuova esperienza. È giunta quest'ottima opportunità, particolarmente interessante appunto per la sua complessità, che io ritengo un'opportunità e non assolutamente un problema, per cui è stato proprio una coincidenza virtuosa fra il mio desiderio di cambiare, l'esigenza dell'amministrazione e la stima del questore, che ringrazio sempre.